Cominciamo dalle notizie buone, cioè una domenica di pausa alle spalle in cui si è potuto insomma riposare un pochino, rifiatare e anche qualche rientro, quindi ti chiedo insomma qual è la situazione adesso della squadra. Siamo in una posizione probabilmente un po' migliore rispetto all'ultimo paio di partite. Recuperiamo Redo che non è stato convocato con la 20 ed ha risolto il problemino che aveva, quindi insomma sicuramente un giocatore importante per noi. Tornerà probabilmente anche Luca, quindi Belloni, quindi probabilmente insomma stiamo recuperando un po' di tasselli mano a mano, questo è sicuramente importante. Ma quello che dobbiamo recuperare e ritrovare è la gioia di giocare insieme, di vincere, di creare opportunità e la fame, perché queste ultime due partite ci è un po' mancato. Ecco, 2 sconfitte di fila, ovviamente non si può far finta di niente, il primo posto è ancora lì, adesso ovviamente è molto più risicato. Che cosa avete detto ai ragazzi e su cosa avete lavorato proprio per aggiustare questo aspetto? Abbiamo un po', a inizio anno avevamo deciso dei valori di squadra che dovevamo avere tutti insieme, siamo andati un pochino a ritoccarli, a vedere insieme se stavamo effettivamente seguendo quello che ci eravamo detti. In alcuni casi ci siamo resi conto che forse eravamo un pochino cambiati rispetto all'inizio dell'anno e quindi abbiamo cercato di ragionare tutti insieme su quello che dobbiamo fare nelle prossime settimane, perché alla fine sono 6 partite in cui dobbiamo veramente ritornare a essere precisi e efficaci come eravamo all'inizio. Ecco, quella che arriva con Villorba sarà ovviamente una partita importantissima, sarà anche un momento non semplicissimo perché loro sono reduci da un tragico Certo. lutto. Penso che se già fosse un campo complicato, con una squadra comunque molto orgogliosa da affrontare, ci aspetterà ancora di più, come è giusto che sia, quindi giocheranno non solo per quelli in campo, ma anche per il ragazzo che purtroppo non c'è più, quindi dobbiamo veramente prepararci con le armi pronte e, ripeto, lavorare soprattutto su noi stessi, sul fatto di trovare gioia nel battere l'avversario, nel giocare le nostre situazioni, essere precisi in quello che programmiamo. Ultimamente ci è mancato un po' quello, sono sicuro che lo ritroveremo domenica.